lingue europee. Noi sappiamo abbastanza, ormai abbastanza, perfino abbiamo dei dubbi sui numeri, richiamo rapidamente alcuni dati estrinseci. Nell'Europa vera, nell'Europa della cultura, della storia, che va dall'Atlantico agli Urali, che va dai paesi del Grande Nord a Malta e Lampedusa, vivono più o meno 730 milioni di persone, ci sono 50 stati, si parlano, ecco qui cominciano i dubbi, 65 lingue è un numero accreditato, ma insomma ci può essere un più o un meno a seconda dei conti che si fanno, lingue istituzionali, lingue di Stato e lingue ufficiali nel complesso. Le lingue di Stato sono 50, è vero? Esatto, sì. E ci sono 15 lingue non di Stato, ma del mondo, mi pare, propone e altri forse propongono di chiamare lingue locali per evitare lingue regionali, per evitare lingue minoritarie e però per mettere insieme quelle che l'Unione Europea chiama e anche la letteratura internazionale chiama lesser used languages, cioè lingue di minoranza, lingue meno usate, con i dialetti in un'unica grande famiglia di lingue di raggio locale. Le lingue che l'Unione Europea ha chiesto agli Stati di riconoscere, che gli Stati riconoscono faticosamente, sono 15 nell'Europa attuale. Il numero è in crescita perché sono molte di più quelle che hanno lo status per diventare tali. Questo numero va aumentando, la vita di queste lingue spesso è difficile, cioè di chi vorrebbe che vivessero liberamente e pienamente, la vita è difficile e il Friuli è un caso di suola da questo punto di vista, ma anche il sardo, cioè le stesse comunità, il punto è che le stesse comunità locali molto spesso una parte della popolazione non è d'accordo sull'uso pubblico, ufficiale, amministrativo della lingua, dalla Catalogna all'Irlanda, alle aree di lingue di minoranza italiane. Nell'Unione Europea le lingue in presenza sono un po' di meno, e cioè le lingue di Stato, se non mi sbaglio, sono 24. Sono tante sotto vari profili. Uno è quello che interessa più immediatamente noi linguisti. Ci sono aree del mondo molto frammentate linguisticamente, a un livello diverso da questo delle lingue ufficiali e di Stato, a livello dei dialetti, e anche l'Unione Europea e l'Europa e la grande Europa, dall'Atlantico agli Urali, se esibisse il numero dei suoi dialetti si rivelerebbe un'area molto morcelée, ha detto tanti anni fa uno studioso francese, Dosat, presentando la geografia delle lingue in Europa. Morcelée come l'area Bantu, Morcelée come l'area cinese, Morcelée come è stata prima che noi portassimo la civiltà europea nelle Americhe, come è stata certamente l'area americana e un po' lo resta, l'area nord e sud americana, e un po' specialmente nel sud lo resta. E per questo non c'è nessuna particolare singolarità dell'Europa. La singolarità comincia quando si pensa alle lingue non solo scritte, ma scritte elevato al rango di lingue ufficiali, lingue ricche di una tradizione letteraria, lingue ricche di una
tradizione di cultura scientifica che ha fatto, che si è espressa in esse e le ha anche modellate. Allora, se torniamo indietro, le 50 lingue di Stato della Grande Europa e quelle di numero un po' minore dell'Unione Europea, come vedete, sono tante e non ci sono, credo che si possa dire, non ci sono altre zone del mondo in cui c'è un numero così alto. Naturalmente viene in mente, è stata citata tanto tempo fa, già viene in mente l'India come correlato meno lontano, ma con 1.100.000 o di più ormai, 1.100.000 abitanti contro i 60 contro i 100 meno europei dell'Unione Europea, poi non si può parla, abitanti dell'Unione Europea, e con lingue che, con tutto il rispetto per la loro tradizione, per la tradizione scritta di alcune e letteraria e di cultura di alcune di queste lingue, hindi, l'urdu, lo stesso sanscrito, e non tutte, per non adoperare espressioni gradevoli, insomma non tutte hanno lo spessore, portano con sé nella loro tradizione, nel loro uso, nella loro memoria, lo spessore di tradizione storico-culturale, intellettuale, artistica delle lingue dell'Europa. Questo rende appunto la Grande Europa e l'Unione Europea un simpatico unicum nel pianeta. Nello stesso tempo, in prospettiva, pone qualche problema, non alla Grande Europa, ma alla più ristretta Europa che si è costituita in Unione Europea. Pone qualche problema perché un giorno molti, almeno questo era certo il sogno dei padri fondatori dell'Unione Europea, il sogno del manifesto di Ventotene e dei primi che anche uomini di Stato che si sono mossi nella direzione dell'Unione Europea, era quello di arrivare a uno Stato federale a base democratica. Quindi con un regime parlamentare, un governo, espressione di un Parlamento elettivo. Ne siamo lontanissimi, come voi sapete, o non sappiamo delle volte, perché è così per molti di noi, in molte circostanze, è così lontana l'Unione Europea nei suoi meccanismi di funzionamento che non ci rendiamo neanche ben conto di come funziona, e che funziona sulla base di un accordo consensuale di governo, una sorta di patto stabile, come tante di quelle entità che Sabino Cassese ha analizzato nel libro Oltre lo Stato, che sono importanti nella nostra vita, ma sono degli, a Roma si dice degli accrocchi, sono delle convergenze volontarie fondate sulla persistenza della volontà della convergenza, e chi le rappresenta, anche nel caso dell'Unione Europea, non ha in realtà nessuna particolare rappresentatività democratica. Certo, c'è un voto del Parlamento europeo che invece è elettivo, che riconosce, accetta che ci sia una commissione europea con funzione di governo, ma questa commissione è nominata dagli Stati, non dal Parlamento. Un giorno forse dovremo
deciderci, sapremo deciderci, vorremmo deciderci a avere una federazione in cui le cose vengono decise su base democratica. Insomma, costruiremo una democrazia unitaria che oggi non abbiamo in Europa. E a quel punto forse dovremo capire in che modo, per riprendere una formula aristotelica, la formula in cui Aristotele spiegava che il fondamento della polis è il linguaggio e che il linguaggio ha un fondamento politico, lo diceva lui, Cipoletti. Non è una teoria di Medioevo, è il malvagio Aristotele che va messo sul banco degli accusati. Ecco, in quel passo Aristotele appunto dice, usa questa formula, il linguaggio è il fondamento della polis per poter discutere, è fatto in modo che si possa discutere del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto, del conveniente e dell'inconveniente. Per la polis a un certo punto avremo bisogno di poter discutere da Stoccolma a Malta insieme, anche da parte delle britanniche all'est europeo, di che cosa è giusto e di che cosa è ingiusto e in che lingua lo faremo. Per ora il problema della lingua in Europa non è ignoto, ma si è posto in una chiave esclusivamente, pressoché esclusivamente diplomatica. Quali sono le lingue di ufficio? Devono essere 2, 3, 4, 5, lo spagnolo no, l'italiano sì, oppure il contrario, lo spagnolo sì, l'italiano no, lasciamoli fuori, ma solo 3. Ma perché quei 3? Perché l'inglese, perché il francese, eccetera. E con dispute che anche ogni tanto affiorano nei giornali e appassionano molti nostri colleghi. Io chiedo di rispetto per questo, anche se non riesco francamente a appassionarmi sul problema di quale lingua viene adoperata nelle riunioni di lavoro o nelle riunioni di lavoro dell'Unione Europea. Mi dispiace, tra tanti difetti ho anche questo. Invece mi sembra che forse già oggi, perché non sarebbe male se ci capissimo un po' di più, discutendo un po' di più in una stessa lingua. Oggi, già con questa struttura rappresentativa, ma tanto più se per caso dovessimo riuscire a costruire uno Stato unitario, è il problema di quale lingua parliamo, il problema che si pone in una prospettiva diversa, cioè nella prospettiva della comune vita democratica della Unione. Ci sono esempi di grandi comunità democratiche che vivono su base democratica multilingui. Naturalmente l'esempio classico, e per molto tempo si pensava quasi unico, è la Svizzera, ma ci sono altri casi interessanti. Alcuni si profilano solo all'orizzonte. È il caso certamente della grande comunità degli Stati Uniti d'America, che noi continuiamo a considerare monolingue, ma attenzione, ormai è il secondo presidente degli Stati Uniti che nel suo saluto di insediamento adopera lo spagnolo e l'inglese, non il solo inglese, e la presenza dello spagnolo negli Stati Uniti, come voi sapete, soprattutto nella fascia meridionale, è una presenza importante. Quindi è possibile immaginare comunità che vivono una comune vita democratica al loro interno, ancorate non a una sola lingua. Vedremo cosa succederà negli Stati Uniti. Il caso della Svizzera naturalmente è molto interessante, ma è una piccola comunità
rispetto alle dimensioni dell'Unione Europea. E quindi, insomma, io credo che forse bisognerebbe cominciare a porsi un problema della lingua comune in Europa. È un problema che hanno discusso soprattutto in Germania i politici tedeschi, a cominciare da capo, dal Presidente della Repubblica federale tedesca, ma anche da Merkel, e con un pronunciamento che ha sorpreso alcuni, ormai di più di un anno fa, se non sbaglio, a favore dell'inglese, sostenendo che sarebbe tempo di saper usare tutti in Europa l'inglese come lingua di comunicazione ed uso nei rapporti intereuropei. Questo in alcuni paesi è stato ignorato perché purtroppo non c'è attenzione a quel problema, non è che ci sia nessun pensiero recondito. In Italia, che io sappia, nessuno si è accorto che il più potente degli Stati europei ha assunto in modo ufficiale, in una sede ufficiale, questa posizione. E se ne sono accorti in Germania piuttosto. E un nostro collega valoroso, Jürgen Trabant, ha scritto un pamphlet, Global English oder was, e più o meno dobbiamo rassegnarci a un globalese, cioè un inglese globalese, evidentemente, oppure che facciamo? E il libro di Trabant denuncia i pericoli dell'adozione di un inglese da aeroporto che oscuri, che danneggi la pluralità delle tradizioni linguistiche presenti in Europa. Il libro merita appunto attenzione, non si chiude con una tesi chiara, in realtà il VAS resta inevaso e in qualche misura a me piacerebbe tentare di abbozzare una possibile risposta. Un minimo accenno alla diacronia dice quello che la slide ci fa presente, cioè che non possiamo pensare, e io vorrei dire a Trabant e a tutti quelli che temono con lui una disparizione, una dipartita delle lingue europee se tutti potessimo usare tranquillamente l'inglese. Ecco, vorrei ricordare che c'è questo insediamento forte, millenario di queste nostre lingue e noi anche se non ce ne ricordiamo, non ci ricordiamo le date, ma insomma da un capo all'altro dell'Europa sentiamo questo peso storico. Sono 13 su 65 delle lingue che ho detto si istituzionalizzano di recente, relativamente di recente, nell'Ottocento, ma le altre sono di ufficializzazione, insediamento, passaggio alla scrittura, adozione come lingue nazionali di grandi comunità europee, hanno una data molto più antica, sono 52 già consolidate nel XVI secolo in questa funzione. L'Europa linguistica era fatta sostanzialmente già nel XVI secolo e 24 di queste sono appunto le lingue di Stato, anche le altre hanno questa lunga tradizione, dal sardo al friulano, al ladino, non è necessario che siano lingue di Stato per contare una tradizione antica e essere consapevoli di questo. Che cosa ci dice questa diacronia? Che è difficile immaginare, intanto
una sparizione per decreto di questa pluralità di lingue, ma anche una veloce atrofizzazione di tante tradizioni linguistiche. E allora io non ho qualche riflessione soltanto, che vengono all'interno, voglio rassicurare, del mio personale mestiere, che è poi il vostro, che vengono all'interno di considerazioni strettamente linguistiche. Queste considerazioni sono fondate sul riconoscimento del ruolo che ha avuto l'inglese nella storia linguistica e culturale, che ha avuto, sta avendo l'inglese, ma che ha avuto il latino nella storia linguistica e culturale europea. È un ruolo interessante. La palatinità dei ceti colti e professionali, attenzione, quindi non solo di intellettuali come Newton o Cartesio o Giambattista Vico, ma di medici, giuristi, farmacisti, ingegneri, artigiani che praticavano il latino da un capo all'altro dell'Europa. E questo ruolo è stato fondamentale. Abbiamo stentato a riconoscerlo per vari motivi di ordine culturale, di ordine politico anche, di ordine culturale perché, per esempio, la lessicografia europea si è costituita sulla base di un'ipotesi che è stata importante, illuministico-romantica, di autonomia delle lingue le une dalle altre, e la lessicografia è una lessicografia puramente nazionale. Fino ad anni recenti, con un'eccezione di cui dirò che è singolare, ma dizionari francesi, tedeschi, italiani, quando si trovavano in presenza di una convergenza tra francese e italiano, italiano e tedesco, tedesco e francese, andavano a caccia di qual era la lingua in cui era apparsa per la prima volta quella parola, e dicevano francesismo, oppure dicevano germanismo, italianismo. È stato ed è tuttora faticoso, il processo in corso, persuadere che una parola messa in circolazione da Grozio o da Cartesio, i suoi scritti latini, era una parola latina, proprietà comune europea, passata nelle lingue prima o poi, dopo, durante, con qualche tempo sfalsato, ma era un patrimonio comune, e ha aiutato, non solo ha aiutato, diciamo, a non percepire questo, ha aiutato grandi fenomeni culturali, l'idea appunto che ogni lingua meritasse attenzione perché è autonoma. Attenzione, allora se è autonoma facciamo il lessico del francese solo sul francese, ignorando ciò che c'è intorno. E l'altra fallacia è la fallacia classicistica, è l'idea che il latino sia il latino di Cicerone e di Virgilio, ma certo è di Virgilio e di Cicerone, ma ci mancherebbe, ma è di una tradizione secolare, medievale, non solo cristiana, ma laica, ma ereticale, ma filosofica, scientifica, che si è protratta fino all'Ottocento per certi aspetti. Io ho conosciuto, qui
antichissimo medico quando ero io ragazzino, quindi andiamo verso la preistoria, che aveva studiato all'Università di Bologna in latino, alla fine dell'Ottocento. Questo non è sempre documentato, bene documentato per altri paesi, la presenza del latino nell'università come lingua d'uso normale, come abituale strumento di comunicazione. Allora questa lunga presenza del latino è quella che meriterebbe di essere ricostruita, questa lunga presenza, ma non abbiamo, se le lessicografie nazionali hanno a mio avviso tutte le carenze, qualche carenza, la lessicografia medievale è un disastro. Abbiamo un vero monumento che è il Ricangio, che qualcuno qui nella bibliografia che non so se riuscirò a citare chiama il venerabile Ricangio, ma un'opera mostruosa, disordinata, non si riesce, è difficilissimo ricostruire le abbreviazioni che adopera, l'impressione che ci sia dentro tutta la latinità medievale e protomoderna, ma tirarla fuori, riordinarla è un lavoro da molti prin, molti furb, non so come si chiama, messi insieme, e in Europa forse si riuscirebbe a fare il rovesciamento del Ricangio, a tirare fuori tutto quello che è nella pancia, ma per ora non c'è. E non abbiamo buoni strumenti, altri sono. Vabbè. Questo naturalmente rende difficile, ma vi assicuro che si trova, per chi fa lo sport della retrodatazione, si trovano a piene mani possibili retrodatazioni latine, medievali, sfogliando il Ricangio. E naturalmente le edizioni che cominciano ad esserci, buone edizioni di testi medievali. Ma questo stato di cose è uno stato che maschera un po' la realtà della presenza del latino, che è difficile da ricostruire e che si ricostruisce bene per merito dei lessicografi dell'Oxford inglese, perché insomma, la malattia nazionalistica che ha afflitto altri paesi anche in materia lessicografica, la lingua come patrimonio della nazione da difendere dai terribili nemici, ecco, gli inglesi come i latini non hanno mai sofferto di questo male, gli americani meno ancora, fino al paradosso di un umorista, Mikush mi pare, ungherese emigrato a Londra, Radio Londra, che diceva che nel suo libretto dice appunto dell'inglese, l'inglese fu citato dai padri fondatori come lingua da preferire, ma da allora negli Stati Uniti si sono perdute le tracce, che è una cosa eccessiva, però insomma dice molto della liberalità linguistica che governa ancora più che le isole britanniche, gli Stati Uniti. Un riflesso di questo è che l'Oxford è lo strumento per ora più sistematico di una lingua europea in cui voi trovate tutte le volte che sono riusciti a farlo ripescato l'antecedente latino, non solo latino classico, ma latino medievale e protomoderno, per dire moderno. E da questo è possibile quindi con un po' di statistica ricavare ancora una volta, io l'ho già fatto, adesso ho rifatto i conti più analiticamente per il possibile, non trovo risultati perché diversi, comunque questi risultati. Il fondo germanico, come sapete, è ridotto ai minimi termini, l'8,54% dei lemmi, dei lessemi dell'inglese registrato nell'Oxford, non nell'Oxford grande dove la percentuale sarebbe ancora inferiore, ma nell'Oxford, nello short, quindi un lessico di base, o quasi di base, un lessico comune. Ecco, il fondo germanico è l'8,54%, le neoformazioni endogene pure sono il 19,26%,
quelle che Regis giustamente chiama ibridismi, ho chiamato un po' grossolanamente meticce, cioè con una base germanica e un suffisso però latino, o viceversa, con una base latina e una suffissazione o prefissazione germanica, sono il 25%. E il resto del vocabolario viene da altre fonti e, come vedete, viene dal latino classico in una misura molto notevole anche rispetto a alcune lingue romanze, dal latino medievale e poi dal latino e dai grecesimi scientifici. Devo avvertire, per i futuri che vorranno riprendere l'argomento, che nella rubrica latino, medievale e moderno non ci sono solo, questo è un problema generale, non ci sono solo parole soltanto latine, o per dire, ci sono parole latine, anche le parole latine di origine greca, perché come è fatto da filtro il latino medievale, come è fatto da filtro dell'arabo, del persiano verso le lingue europee che andavano formandosi, così ha fatto da filtro della grecità nei confronti delle nostre lingue. E ne siamo sicuri, al di là dei dati filologici, degli studi encomiabili che mostrano il passaggio di una parola greca nel latino, in realtà già nel latino di età imperiale, poi nel latino tardo. Al di là di questo c'è una spia, avrebbe detto Ascoli, una spia fonetica acutissima, e cioè le parole greche delle lingue europee sono pronunciate alla latina, con la pronuncia latina nel IV secolo, nel V secolo. Non diciamo o economia o iconomia con la pronuncia iotacistica, ma diciamo economia, con una con la chiusura del dittongo del latino imperiale, e via seguitando, insomma, la pronuncia è quella tardo-latina. E quindi mi sono permesso questo arbitrio classificatorio. Dentro latino-grecismi scientifici e dentro latino medievale e moderno ci sono appunto anche i grecismi passati per quest'altra fila. E poi vedete i dati del francese, i dati dell'italiano, 4,26% gli italianismi, non solo recenti, come qualcuno umoristicamente ha detto in Inghilterra, in Gran Bretagna, guardando una recente edizione dell'Oxford, come raccontavo stamattina, il recensore del Guardian dell'ultima edizione dell'Oxford del Concise, dopo aver presentato bene questo sforzo editoriale e concettuale della nuova edizione, dedica una mezza colonna finale, una specie di razzo finale, per dire: certo, se questa edizione dell'Oxford Concise sarà l'unico documento superstite della catastrofe terribile che distruggerà tutte le civiltà europee, e nel 20.000 il filologo del 20.000 vorrà ricostruire la civiltà delle isole britanniche, consultando questo dizionario si farà l'idea che la civiltà nelle isole britanniche è cominciata nel primo secolo d.C., avanti Cristo, con un'invasione di legionari romani portati da Giulio Cesare, e poi da un certo Giulio Cesare, e poi è finita intorno al 2000 a causa di un'invasione di cuochi italiani. Va bene, questo per dire che effettivamente gli italianismi, ma anche antichi, come si vede dall'Oxford maggiore, anche antichi abbondano in inglese, e sono nei dizionari inglesi, anche in altri, più abbondanti degli anglismi nei nostri dizionari italiani, anche nel dizionario più scollacciato e aperto a strutture di ogni tipo
che ho avuto l'onore di dirigere, che si chiama Gradit, dentro c'è tutto, dall'Ago al milione, ma ci sono meno anglismi di quanti italianismi ci siano in dizionari inglesi. Mettiamo lì questo dato. L'inglese non è unico in questa apertura verso il latino. Qui c'è, non so se avremo dei testi scritti, c'è un lungo discorso che spero di poter fare prontamente sulla bibliografia che si è accumulata. I colleghi sempre, Reggi si è ricettato anche Berruto, sto per dire i colleghi più giovani, insomma, certo Berruto per me è un ragazzo, io l'ho visto, poi no, io l'ho visto, bossista parla, cioè, alzava la mano per parlare, ma insomma invece quelli proprio più giovani anche di Berruto sono molto attenti alla terminologia, alle definizioni. Giustamente Regis ci ha dato un piccolo esempio di che cosa possono fare, e quindi internazionalismi, europeismi, latinismi, metterli così alla rinfusa insieme come rischia di fare un anziano, per essere bonario, quale se mi va bene io sono, è qualcosa che turba. Io ho cercato di non confonderli, però insomma, bisognerà applicare bene, soprattutto nelle lingue in cui non abbiamo la strumentazione filologica così circostanziata che abbiamo per l'inglese. Però con questo caveat diciamo che il latino è largamente presente, qualcuno, il nostro Petralli, ha stimato al 5% almeno la presenza di latino internazionalismi nel lessico europeo, ma almeno, perché i miei dati vanno, quei pochi dati che qui presenterò e che già avevo un po' ripescato e che ho rivisitato in parte, qui presento, vanno ben oltre il 5%. Naturalmente tanto più se si pensa a settori particolari del lessico. Se prendete per esempio il lessico filosofico, che non è solo filosofico, di Barbara Cassel, lessico filosofico delle lingue europee, vedete che, non vorrei sbagliare a memoria le cifre, insomma vedete che il lessico latino è presente per, mi pare, 24-25% nelle parole tedesche, scopertamente presente, attenzione, piccola nota da fare, e per il 60% nel lessico inglese, cioè al di fuori dell'area romanza. Al di fuori dell'area romanza, con un'apparente minore presenza in tedesco, apparente, perché il latino e i latino-grecismi sono stati largamente occultati, ci sono, ma come Spitzer diceva sono l'anima del vocabolario tedesco, le successive ondate di Verdeutschung, di tedeschizzazione, hanno ricalcato, sfruttando la viva presenza della composizione in tedesco, hanno ricalcato le parole latine e Zusammenfassung, non ci viene in mente che possa essere Costituzione. Lo sappiamo, per molti casi ricostruiamo questa storia, ma apparentemente i latinismi sono minori che in inglese e in tedesco, ma sono sempre un numero cospicuo, siamo al 20%. In sloveno, come vedete allontanandoci,
sono il 29,4%. E in un vecchio lavoro avevo lavorato anche sul russo, ma non me la sono sentita non ho avuto tempo, non ho avuto modo, chiedo scusa, di ricontrollare. Se ci sarà un testo scritto forse riesco a ricontrollare anche il russo, cioè in una lingua esposta invece all'irraggiamento del greco direttamente, senza mediazione latina. I latinismi sono un numero cospicuo, è una percentuale di intelligenza, pensa a intelligenza. Certo. E finalmente ancora il dato del finlandese è interessante. Siamo al di là non solo dei confini romanzi, ma al di là dei confini indoeuropei. Col finlandese qualcuno ha fatto questo lavoro anche per l'ungherese. Siamo a una percentuale molto alta di latinismo. E al centro di questo movimento c'è l'inglese. Bravo filologo inglese che ci ha dato questo lavoro prezioso di confronto del lessico italiano, francese, spagnolo e inglese dal punto di vista dell'eredità latina, ha proclamato l'inglese una honorary Romance language, lo ha annesso all'onore, ma le lingue romanze in qualche modo non è una cosa sbagliata. Importante da tenere presente, perché un altro lavoro di un tedesco, Goering, sugli anglismi che stanno invadendo soprattutto le lingue dell'Europa dell'Est, più che l'italiano, poi all'analisi si rivelano latinismi, cioè anglo-latinismi, anche questi in una percentuale molto elevata che supera il terzo dei vocaboli esportati. Non credo di dire niente di nuovo, però forse non ce lo dobbiamo dimenticare. E non nuovo se si pensa che l'inventore dell'Esperanto, Zamenhof, ha inventato una lingua che secondo lui doveva essere di mediazione universale e che per il 55% fa i latinismi, come potete vedere dal bene o male di Esperanto, di miglioria. Dunque l'inglese merita il nome di lingua romanza onoraria e non per particolare simpatia per la perfida Albione o per i turchi imperialisti, veramente più spesso nordamericani, ma per i dati che mi pare di trovare, che sono disponibili, sembra essere una lingua ponte tra lingue romanze e altre lingue, comoda per i romanofoni, i neolatinofoni, per la alta riconoscibilità di buona parte del suo vocabolario, una riconoscibilità che sprizza da tutte le parti. Devo a Silvana Ferreri e agli studiosi di autodidattica il richiamo e anche la conoscenza della lista di Nation, dico bene, Nation, per l'ammissione degli studenti alle università americane di qualunque facoltà. Gli si chiede, ma comune, gli si chiede la conoscenza del nucleo di vocabolario completo, di 1000 vocaboli. Se andate a vedere questa lista, per noi italiani poi ci sentiremo tutti in grado di essere ammessi, altrimenti le università americane sono tutte latinismi della più bell'acqua, tranne pochissime cose. Dunque una presenza fortissima del latino dal punto di vista della linguistica interna, quindi, del lessico, e questo coincide. Concomitante con questo ci sono i dati di Eurobarometer, che qui non cito, che il nostro Vincenzo Violes, che il Centro del Linguismo ha seguito e segue attentamente negli anni, e di gran lunga, senza confronti oramai possibili, la
più usata, seconda lingua non materna in tutti gli Stati europei. Siamo intorno al 60% oramai, medio. L'Italia non è un titolo di nobiltà, mi pare, è un titolo di ignoranza, ignora come le altre lingue, e come le sue lingue interne, ignora anche l'inglese, anzi è un barometro molto generoso, ci accredita una conoscenza del 32%, ma i dati Istat inducono a essere molto più moderati. Dunque, a parte il caso italiano, l'inglese è certamente la lingua più diffusa di tutte le lingue europee, fuori dell'area di pertinenza. E io credo che Gauck abbia ragione. Naturalmente ha ragione anche Trabant, quando teme che l'inglese che possa essere adottato come lingua comune sia un inglese dimezzato, un inglese aeroportuale, come è stato detto. E questo chiama in causa la formazione culturale delle popolazioni europee, nostra e di tutti gli altri popoli europei, tutti gli altri, perché non stanno messi tanto bene gli adulti. I dati dell'indagine, non vi voglio affliggere con numeri d'altro tipo, però i dati dell'indagine PIAC dell'Ocse, dell'indagine di questo programma di studio delle competenze alfanumeriche, scrittorie, di comprensione di calcolo e di ragionamento scientifico degli adulti nei paesi dell'Ocse, ci dice che noi siamo messi molto male in questa materia, siamo all'ultimo o penultimo posto a seconda degli argomenti, ma una robusta incompetenza, un robusto analfabetismo adulto, evidentemente di ritorno, segna tutti i paesi dell'Ocse, anche i paesi più virtuosi, anche in Germania. Si parla, non parliamo della Francia, parliamo degli Stati Uniti, dove le percentuali si aggirano intorno un po' sotto la nostra, che è del 70% di incompetenti, si aggirano sul 60-65%. In Germania più del 50% della popolazione ha difficoltà di lettura e comprensione di un testo e ha difficoltà di elaborazione di un ragionamento scientifico. Ma anche nei paesi più straordinariamente virtuosi, dal Giappone alla Finlandia, troviamo masse dissestate da questo punto di vista. E quindi l'Unione Europea, se si vuole costruire come democrazia e darsi una lingua unitaria, deve lavorare nella scuola, ma lavorare comunque nella scuola deve per elevare a livelli dignitosi le sue competenze di cultura. Se dentro questo c'è la conoscenza non solo dell'inglese generalizzata, ma magari di una seconda lingua, come l'Unione Europea, bisogna dire, richiede al nostro tempo, e come in Italia avevamo cominciato a fare prima che un ministro sciagurato abrogasse come provvedimento, abrogasse nel 2002 quello che avevamo cominciato a fare per l'insegnamento precoce di 2 lingue. Ecco, quando anche questo ci sarà, le preoccupazioni di Trabant potranno essere fronteggiate, cioè non avremo un inglese aeroportuale ma come lingua comune, ma l'inglese di larga utilizzazione. Io spero di esserci a quell'epoca, temo non sia recente, non sia prossima, e quindi di imparare abbastanza inglese. Chi era il ministro? Come aeroportuale. Vi ringrazio.